tu ci hai messo in evidenza alcuni aspetti di carattere generale. Io vorrei, visto che me ne è stata data la possibilità, mi dispiace che ci sono i giornalisti perché altrimenti sarei molto più libero di esprimermi in maniera un po' più ampia. Vorrei porre delle questioni, no? Innanzitutto credo che Fratelli d'Italia abbia la grande responsabilità di governare attualmente, ma avrà delle responsabilità sempre più importanti. Stando alle statistiche, guardando le statistiche, le nostre proiezioni ci dicono che dovremmo essere classe importante anche nell'amministrazione della nostra regione e del nostro territorio. Per cui io mi auguro che tra 2 anni, Zaia se ne andrà probabilmente per altri lead istituzionali, ma tocca ad Alleanza a Fratelli d'Italia esprimere la candidatura alla presidenza della regione e quindi mi auguro che andiamo con idee chiare e con persone assolutamente preparate e competenti per affrontare un tema delicatissimo e difficilissimo. Inutile dirlo, nel settore della sanità e dei servizi sociali si misura la qualità della vita dei cittadini e anche la qualità dell'esercizio della governance. Io pongo però alcuni aspetti che riguardano il territorio e che vivo. Sento troppo spesso, ad esempio, il sindaco, il presidente dei sindaci della provincia di Rovigo, scusate se entro dentro al dettaglio, parlare, dare i voti massimi alla sanità della provincia di Rovigo. Allora, è un voto politico, non è un voto tecnico, non è un voto che guarda i livelli sanitari di questa provincia, perché il dottore parlava della sua esperienza, io parlo della mia esperienza. Io ho una madre che ha 87 anni, che ha bisogno di essere operata al ginocchio e deve aspettare l'anno prossimo perché abbiamo finito il budget. Cioè, sono cose inconcepibili. Io mi auguro che magari l'anno prossimo mia mamma, all'età che ha, possa ancora vivere, sopravvivere, affrontare un'operazione, ma mi sembra che siamo di fronte a dei problemi seri, gravi, urgenti, per non dirvi, e ognuno di voi, ognuna delle vostre famiglie ha provato sicuramente a prenotare per delle visite con dei tempi inconcepibili. Poi abbiamo anche una sanità strepitosa perché ti salva la vita. No? A Verona la cardiologia, ma alcuni settori importanti, io non sono medico, quindi non ho Borgo Trento, non ho la competenza per poter parlare, per poter dire in maniera appropriata. Però dico, Fratelli d'Italia, cerchi di impossessarsi sempre più, Alberto, anche delle competenze in termini sanitari, perché dovremmo entrare anche noi a dire la nostra con forza, a dire la nostra con determinazione e apportare dei correttivi necessari e indispensabili se vogliamo andare avanti. Ad esempio, si parlava col dottore, il dottore affrontava il tema delle proposte. Allora io dico, meno muri e più servizi, perché noi stiamo spendendo una valanga di soldi per fare delle strutture edili. Stiamo spendendo una valanga di soldi, ad esempio, nei servizi sociali, perché abbiamo magari la porta che deve essere di 2 centimetri più corta o più lunga, stiamo a guardare delle miserie in termini tecnici e dopo ci sfuggono quelli che sono magari i costi e i servizi che dovremmo dare alla povera gente. Quindi questa, secondo me, dovremmo fare una rivoluzione. Poi la rivoluzione va fatta anche affrontando o tenendo presente, ad esempio, le nuove tecnologie che avanzano. Cioè io vedo che faccio conferenze quotidianamente con tutto il mondo. Ma perché uno non può in termini telematici rivolgersi e avere una sanità più telematica, più magari anche più veloce, Ho detto 25 anni fa, più tecnologica. Anni fa, io avevo il paziente e sapevo di lui tutto. Ma lo possiamo anche oggi. Sì. Perché non lo possiamo qua? Sì, no. Spiegami. Ne ho approfittato perché mentre parlavate mi ero segnato anche delle questioni, no? Entro ancora sempre in polemica, mi auguro che i giornalisti domani riportino in maniera molto gentile e delicata quello che sto dicendo, ma
Allora, il direttore generale dell'ASL non può essere una prerogativa del presidente della regione. Il direttore dell'ASL deve essere una prerogativa dei sindaci, perché deve essere sottoposto al giudizio dei cittadini tutti i giorni, tutte le ore, tutti i minuti. Non può pensare il direttore generale, il presidente che sta lontano. Se vogliamo una vera autonomia, come chiedono, come tutti dicono, la vera autonomia è far votare il direttore generale dell'ASL ai sindaci. Quella è un'autonomia, quella è una responsabilità, quella vuol dire una vicinanza sul territorio, quello vuol dire saper tastare e percepire le variazioni del servizio che si deve dare e fornire ai cittadini. E poi consentitemi anche alcune parole riguardo ai servizi sociali. I servizi sociali, come diceva bene Alberto, sono sempre stati un po' una prerogativa, perché non ci davano la sanità all'epoca, non ci davano la sanità, perché nella sanità giravano molti soldi, hai capito? Noi avevamo l'anima sociale, ma nella sanità giravano molti soldi, per cui girano ancora, Alleanza Nazionale era tenuta lontana dai soldi, erano altri partiti che volevano mettere le mani su un vero potere gestionale. Allora i servizi sociali servono, sono indispensabili, dobbiamo rafforzarli sempre di più. Stiamo parlando di servizi sociali non solo di disagio sociale, di disagi della gente, di disagi, poi abbiamo Leonardo che era capo della comunità, che magari io mi auguro che possa dire due parole anche lui, capo della comunità di Don Pierino, che recuperava i drogati, recuperava i tossicodipendenti. Però abbiamo un disagio sociale, ma abbiamo un disagio sociale non solo nei nostri cittadini italiani, ma voi pensate che noi siamo già al 15-20% di presenza di extracomunitari dentro il nostro paese, e non sono tutti giovani. Anche questi diventeranno vecchi, avranno bisogno di essere aiutati, avremo bisogno di affrontare questo problema. Voi ne sentite mai parlare da qualche partito politico, da qualche politico del territorio? Sembra che le cose nascono, capitano da solo. È inaccettabile, è inaccettabile. Io mi auguro veramente che Fratelli d'Italia possa spingere nell'informazione, nella competenza, nella preparazione, nella cultura, perché serve cultura sociale per portare avanti questi risultati. Io vorrei dire che siamo anche in buone mani, perché conosco i miei colleghi, conosco non solo la capacità tecnica, ma anche l'anima e il cuore che serve per portare avanti questi servizi e questi settori. E guardate, una piccola polemica, non siamo come i 5 Stelle. Ai 5 Stelle e nella Commissione Sanità della Camera dei Deputati, presidente della Commissione Sanità della Camera dei Deputati, vi era un'infermiera. Allora, con tutto il rispetto che io posso avere per gli infermieri e per gli operatori, ai quali va anche un mio personale, ma credo anche condiviso, ringraziamento per quanto fanno a sostegno, perché veramente tu parlavi di numeri, ma questi numeri che non ci sono nel nostro paese molto spesso sono aiutati a raggiungere dei risultati grazie all'impegno e al sacrificio dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari, che non ci fermeremo mai di ringraziare abbastanza. Ma nei posti di responsabilità devono esserci le persone responsabili e capaci, se vogliamo dare un buon servizio, se vogliamo garantire una buona sanità. Ovvio, le difficoltà ci sono, però io credo che questa sia una sfida che Fratelli d'Italia possa vincere, e bravi a organizzare convegni su questi temi, anche invitando, è un suggerimento, il direttore generale della sanità, oppure invitando anche quel fenomeno di sindaco della provincia di Rovigo che ha avuto il coraggio di dire sanità promossa a pieni voti. Per carità, ringraziamo tutti gli operatori sanitari che ci sono, tutti i medici e tutti gli infermieri per l'impegno che fanno, però c'è qualcosa da rivedere anche nell'organizzazione, e io credo che dovremo fare molto anche all'interno della Regione Veneto, perché la salute non è solo della Lega che amministra e che governa, ma la salute è di tutti i cittadini, e quindi a maggior ragione la responsabilità deve essere di tutti noi.